Siamo con Valeria Fazio, nuova ambasciatrice di Teleconomy per gli Emirati Arabi Uniti. Benvenuta. Grazie, grazie. Dottoressa Fazio, lei è nel board di diverse imprese. Cosa farà per Italia Economy? Ho accettato l'invito veramente con grande entusiasmo di poter rappresentare un pochino, perché cercheremo di farlo sicuramente con grande entusiasmo, ma tutto non si può fare e cerchiamo soltanto l'eccellenza. Andremo a raccontare che cosa succede negli Emirati Arabi in questa fase storica, un paese dinamico, un paese con grande visione che ha già dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi che precedentemente si era preposto. Come rappresentante, come ambasciatrice per Italia Economy, l'idea è quella di andare a raccontare le storie non soltanto di successo, ma le storie attive, proattive e in qualche maniera che stanno facendo la differenza in quella parte del mondo. Le storie di grandi imprese, di grandi imprenditori, di persone che hanno contribuito, soprattutto grazie ai loro talenti, alle loro capacità manageriali, professionali, imprenditoriali, di rappresentare e raccontare una parte del successo di quel paese. In qualità di rappresentante dei board che rappresentano le imprese, ovviamente diventa una modalità di portare, quasi a questo punto di importare quel tipo di esperienza, poterla raccontare e mettere a disposizione delle imprese italiane. Questo permetterà alle imprese di conoscere attivamente che cosa sta succedendo, quali sono le opportunità e potersi inserire in questo percorso. Si cercherà di fare spiegando che cosa sta succedendo, anche cercando di colmare quelle che sembrano delle grandi distanze culturali, distanze religiose, distanze territoriali. Dobbiamo cercare di ricreare, essere sempre forti sulla manifestazione che l'Italia è un sistema di imprese compatto, omogeneo, che ha sempre e da sempre un grande valore da poter anche esportare e internazionalizzare. Ma che caratteristiche devono avere le imprese che vogliono approcciarsi agli Emirati Arabi? Dovremmo distinguere questa riflessione in due ambiti, forse, per essere un pochino più chiari. Ovviamente c'è bisogno di un'impresa che sia finanziariamente, industrialmente o anche comunque imprenditorialmente già strutturata per guardare a un processo di internazionalizzazione. Non si può pensare all'internazionalizzazione come una fase che in qualche maniera arriva in un momento che non sia stato pensato, che non sia stato comunque costruito. Le imprese devono quindi dotarsi di caratteristiche tipiche delle imprese che guardano all'internazionalizzazione, vuol dire una finanza mirata, vuol dire un know-how specifico, vuol dire una capacità di investimento verso un paese che richiede anche questo tipo di approccio, ma non bisogna spaventarsi. Dall'altra parte la creatività, l'intuizione e anche la visione che le imprese italiane hanno da sempre raccontato nel contesto globale sono sicuramente dei punti di forza incredibili. Abbiamo raccontato la nostra storia worldwide, credo che bisogna avere semplicemente il coraggio di accorciare queste distanze culturali, queste distanze imprenditoriali e capire che invece anche quella è un'opportunità a portata di mano. Oggi stiamo parlando di innovazione, si vedono sempre gli Emirati come forse il nuovo motore dell'innovazione. Allora, sicuramente diciamo che gli Emirati sono tante cose in questo momento, c'è sicuramente una componente che affascina, è un mondo forse anche ancora da scoprire. Quello che certamente possiamo dire è che i numeri dal punto di vista di risultati economici, finanziari, culturali, geopolitici sono numeri che sono assolutamente chiarificanti di un paese che cresce costantemente, cresce con una visione e cresce ordinatamente. Sicuramente l'innovazione è al centro anche del loro progetto di crescita, l'innovazione che deve essere sempre guardata non soltanto con l'angolatura, seppur importantissima, della tecnologia, ma anche dell'innovazione dei processi, dell'innovazione di percorsi, di logistica, dell'innovazione delle catene di valore per le imprese. Oggi c'è bisogno, io dico, l'Italia sarà la prima e il Made in Italy ne rappresenta un'eccellenza nell'innovare una tradizione. Dobbiamo avere coraggio di continuare a raccontarci in maniera sempre più strutturata, sempre più innovativa, ma con questo sguardo di si può fare, lo possiamo fare, lo abbiamo già fatto, bisogna andare avanti. Io le auguro buon lavoro. Grazie. E a presto. Grazie.